Il primo pensiero non poteva che essere per Roberto Maroni, scomparso in mattinata. Luca Zaia a Padova per la presentazione delle 2 nuove sale operatorie ibride multimodali del Policlinico ne ricorda il profilo politico ed umano. Se ne va un'icona, per noi quella che era la Lega di Governo, lui ha dato inizio appunto a questo nuovo corso a inizio degli anni 90. Se ne va anche un punto di riferimento importante per il partito, se ne va un pezzo di storia. Posso solo ricordare che assieme abbiamo fatto l'operazione dell'autonomia, il referendum del 22 ottobre 2017 nasceva in Veneto e poi con Roberto Maroni abbiamo portato avanti ovviamente la convocazione nella stessa data dei 2 referendum in Lombardia e Veneto. E lui sicuramente è stato sempre molto, molto amato da tutti noi, insomma, cioè, questo lo si sa. Mi spiace veramente. Soddisfatto non poteva essere altrimenti per la manovra nazionale. Io faccio i complimenti al nuovo governo perché in 29 giorni ci ha abituato a un nuovo corso. Presentare una manovra, non abbiamo visto discussioni da scambi di prigionieri e hanno approvato la manovra. Una manovra che vorrei ricordare che su 35 miliardi ne dedica 21 al caro bollette, che se facessimo il conto della spesa lo dividessimo per le regioni sono 800-900 milioni per regione vuoto per pieno, ovviamente non sarà così, il che non significa che non sia un intervento veramente poderoso. Dall'altro ben venga anche questa presa di posizione sul reddito di cittadinanza, accompagnando ovviamente all'occupazione quelli che possono andare a lavorare dai 18 ai 59 anni, ma anche pensando a tutti quelli che non potranno mai andare a lavorare. Penso alla disabilità, agli anziani, a quei 6 milioni di italiani che comunque rientrano in quello che sono definite le nuove povertà. Ma il Presidente suggerisce al Governo e al Parlamento un intervento legislativo per evitare che i medici che vanno in pensione a 70 anni poi esercitino nel settore privato fino a 75, un patrimonio professionale che il pubblico dovrebbe poter conservare su base volontaria. Non deve essere visto come irrispettoso da parte dei nuovi occupati, quindi i nuovi medici ci mancherebbe, ma nel momento in cui mancano 45.000 medici e sappiamo verosimilmente che per colmare questo gap negativo ci vorranno anni, non capisco per quale motivo un medico in perfetta salute, con un carico di professionalità unico, alcuni sono delle vere e proprie star, a 70 anni deve appendere il camice a un chiodo nell'ospedale, che so, l'azienda ospedaliera di Padova, quindi all'Università di Padova, dove faceva magari trapianti di cuore, di polmoni, o un grande medico, e può tranquillamente attraversare la strada e andare a lavorare da un privato. Io non ce l'ho con i privati, ma penso che ho l'obbligo di difendere gli investimenti che abbiamo fatto per queste professionalità e cercare di proporre una via. La via è quella di capire in maniera volontaria che se possiamo recuperare qualcuno in questo momento di ristrettezza lo dobbiamo assolutamente fare.